Buonasera a tutti e benvenuti a Telepace Sport. Ciao Giacomo. Buonasera. E ciao Luca. Abbiamo voluto dare le immagini di copertina alla grande vittoria del campionato alla Virtus Entella, che merita ancora un applauso. Allora, abbiamo una puntata con tutti vincenti, perché abbiamo 3 società e 3 che hanno avuto un bel risultato nel campionato, non solo la Virtus Entella. Ma andiamo però questa sera buone notizie. Buone notizie. Per quanto riguarda appunto il calcio ligure del fine settimana, lo abbiamo visto anche nella copertina, la Virtus Entella ha festeggiato domenica la promozione aritmetica in Serie B, nonostante lo sapesse prima della partita, comunque poi ha vinto anche 2-1 contro l'Arezzo. Sempre in Serie C il Sesti Levante ha pareggiato 2-2 in casa del Perugia, rimane per ora al penultimo posto e bisognerà vedere cosa fa il Legnaro, che gioca questa sera, proprio in queste ore, in questi minuti a Carpi contro il Carpi. Passando invece alla Serie A, il Genoa ha pareggiato 0-0 in casa del Verona, un campionato tranquillo ormai per i rossoblù, che comunque possono anche pensare di provare a raggiungere il 10° posto. Al momento sono 12esimi perché dista solamente un punto. In Serie B la Sampdoria è tornata a vincere dopo tante settimane, ha vinto 1-0 contro il Cittadella in casa, un risultato importante, al momento rimane comunque in zona play-out. Sempre in Serie B lo Spezia ha pareggiato 2-2 contro il Mantova e possiamo dire che almeno apparentemente lo Spezia deve essere fuori dalla lotta per la promozione diretta, probabilmente arriverà terzo e si giocherà da una buona posizione in play-off. In Serie D la Lavagnese ha vinto 2-1, una vittoria importante in casa del Borgaro e rimane al 7° posto, ma adesso è distante solamente un punto dal 5° posto, che è quello dei play-off. Una buona notizia arriva invece dal Ponente, perché il Savona, una società storica della nostra regione, ha conquistato la promozione in promozione. È riuscita a fare un campionato molto importante, addirittura una striscia aperta di 16 vittorie consecutive. E se mi permetti, non parliamo di calcio, ma parliamo di tennis. Ne abbiamo parlato anche molto nelle scorse settimane con i successi di Sinner. Parliamo di Musetti, che non ha vinto ma è riuscito ad arrivare in finale a Monte Carlo, la sua prima finale in un Master 1000. Musetti, che ricordiamo è originario di Carrara, però che è cresciuto tennisticamente alla Spezia in Liguria, e anche il suo allenatore attuale appunto è di La Spezia. Allora, c'è un applauso a Musetti del tennis. Bene, allora con questa anteprima parliamo anche di pallanuoto, perché il Rappallo Pallanuoto femminile ha chiuso la stagione regolare della 1 al 3° posto, è riuscita a mantenere il 3° posto proprio negli ultimi secondi della partita contro la Briznuoto, e quindi partirà poi nella finale a 4, poi vedremo come si svolgerà nelle prossime puntate, partirà quindi con buone probabilità, insomma, di riuscire ad arrivare alla finale scudetto, ecco, quindi un ottimo Rappallo Pallanuoto. Allora, con queste immagini che arrivano dalla piscina di Rappallo andiamo a presentare gli ospiti di questa sera. Vi anticipavo che abbiamo tutti i presenti festeggiano un bel risultato di questa stagione, che ormai siamo appunto alle battute finali. Qua con noi abbiamo la Juniores del Villaggio Calcio, che hanno vinto il campionato e vanno nel campionato Juniores di eccellenza. E qua a parlarne, oltre a tutti i colori che avete già visti, rosso e bianco tra le nostre immagini, con tutta la squadra e i dirigenti, Eugenio Lanciano, che è il mister, e Fabio Raffo, il tesoriere. Poi c'è un'altra società gloriosa che dal campionato di seconda categoria va in prima, e parlo dello Sporting Club Aurora 1975. Anche in questo caso abbiamo tutta la squadra con i dirigenti, qua William Bottaro che è il mister e Carlo Oliveri che è il dirigente appunto di questa squadra. Poi, per festeggiare e parlare del mondo della Virtus Entella, di questa promozione, la terza promozione in questi 10 anni della Virtus Entella, abbiamo Andrea Paroni, e chi non conosce Andrea Paroni.
Avremo anche diverse immagini, interviste, vi dico subito che poi lo speciale che è andato in onda già ieri sera alle 21 circa sarà riproposto dopo la puntata di Teleradio Pace Sport, anche in forma allargata, perché ieri sera abbiamo cercato di mettere tutto ma non ci siamo riusciti, perciò c'è anche questa novità a fine puntata. E poi in mezzo a tanto calcio, con coraggio, è venuto il presidente della Federbasket Liguria, che è il nostro Mauro Amisano. Benissimo. Giacomo, vediamo un po' tra le prime file. Appunto per il Villaggio Calcio Juniores abbiamo il capitano, poi abbiamo dei rappresentanti della dirigenza, direttore sportivo e il presidente appunto Fabio Rossi. Per la Virtus Entella abbiamo Matteo Mainetti e Nicolò Pagliettini che appunto si occupano della comunicazione. Sempre per la Virtus Entella, non nelle prime file ma dietro, abbiamo diversi tifosi, diversi rappresentanti appunto dei club di tifosi della Virtus Entella. E poi per l'Aurora Sporting Club, sempre di calcio, abbiamo il presidente Meschi e poi abbiamo anche alcuni dirigenti e naturalmente alcuni giocatori della squadra. Allora io farei fare, visto che Nicolò è bravissimo da queste parti, ormai lo conosciamo bene, giunti a questo punto un tuo telegramma, Nicolò, non solo della Virtus Entella, ma bisogna che l'introduzione la fai. Vabbè, è difficile fare un telegramma perché è stata obiettivamente una stagione che forse tra qualche anno ci renderemo conto di quanto sia stata così bella, e non parlo soltanto dei record, non parlo soltanto del fatto che la squadra è riuscita a vincere in stadi nei quali non aveva mai vinto, ma parlo soprattutto del valore umano che si è creato tra questi ragazzi, che ha lasciato in dote secondo me un qualche cosa che resterà per la vita. Il calcio è bello perché sa aggregare e sa unire, e questa squadra si è unita dopo la stagione più difficile delle ragazzi tra i professionisti lo scorso anno, e ha saputo ripartire con una voglia di rivalsa e con un desiderio di rimettersi in gioco e di riportare l'Entella nelle posizioni alte della classifica incredibile. Questo non era l'obiettivo inizio stagione, però questi ragazzi hanno dimostrato partita dopo partita, punto dopo punto, attimo dopo attimo, di meritare sul campo di giocare la Serie B. Un altro grandissimo risultato, direi, è il Juniores del Villaggio Calcio con la Coppa. Alziamo un pochino la Coppa, Fabio e Eugenio. Eugenio, è stata una bella cavalcata. Sì, ovviamente sì, è stata un'annata anche per noi veramente importante, un'annata che pone le basi già nel passato, perché questo è un lavoro che io ho ereditato quest'estate quando ho ricevuto la chiamata del nostro direttore sportivo Garbarino, del presidente e del direttore generale, e come dicevo alle basi nel nostro settore giovanile. Io ho ereditato un gruppo di ragazzi che storicamente hanno vissuto nella nostra società e mi hanno trasmesso sin da subito i valori di questa famiglia, perché poi è una società anche molto familiare per noi. E ciò che è importante è che sin da subito mi hanno chiesto di poter arrivare a un risultato importante, perché per loro volevano lasciare un messaggio a questa società e volevano essere grati fino all'ultimo a quello che avevano ricevuto. Da lì il percorso è stato sicuramente importante, abbiamo dovuto lavorare tanto, io ho chiesto a loro di affidarsi al lavoro che avremmo fatto. Va bene, le immagini di festa, continuiamo con la festa questa sera, benissimo, ecco lì che alzate la coppa, bravissimi. Scusa Eugenio, vai. No, anzi, è bello rivederle perché poi sono emozioni che abbiamo ancora dentro tuttora. Dicevo, l'unica cosa che abbiamo chiesto è che i ragazzi si affidassero al lavoro che insieme al mio collaboratore Edoardo Arzeno avremmo proposto loro si sono messi alla grande a disposizione con sacrificio, impegno, e poi il lavoro ha pagato, ed è un risultato che sicuramente meritano e siamo orgogliosi di loro. Bene, dal villaggio andiamo allo Sporting Club Aurora 1975. William, tra l'altro è proprio ieri avete giocato col villaggio, è l'unica partita di questa stagione avete perso al villaggio, William.
Era il pensiero di venire qua stasera, Sì, si sono quelli distratti sicuramente. secondo me. Si sono distratti loro e mi sono distratto anch'io, sai benissimo perché. Abbiamo già condiviso un momento completamente diverso, ma che ha lasciato nella mia storia e nella mia vita un'emozione veramente grande. E quindi ti dico, a parte questa considerazione, ieri è stata una partita comunque interessante e piacevole, abbiamo giocato contro una buona squadra, ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate, noi come sempre abbiamo cercato di fare del nostro meglio e di tenere e di fare noi la partita e le nostre opportunità. Ieri non è andata in quella direzione lì, siamo stati anche in qualche circostanza poco fortunati, ma il calcio è fatto anche di queste cose. Mentre prima sentivo parlare per quanto riguarda la Virtus e condivido appieno questo messaggio che arriva per di più dai professionisti, e mi farebbe piacere sentire i miei ragazzi di quello che pensano, di quello che ha detto il responsabile della Virtus, perché per noi è stato un anno molto ma molto particolare sotto questo aspetto. Carlo, quando mi ha contattato e mi ha parlato di ritornare anche ad avere questa bella esperienza, l'ho condivisa e abbiamo condiviso a pieno un percorso che non è stato di poco conto. Il percorso di poco conto è stato fatto non solo di campo, è stato fatto di gruppo, di spogliatoio, di condivisione. Abbiamo fatto tante belle cose e i risultati alla fine si sono visti. Ma ripeto, il merito grande di questa società è dei ragazzi che sono andati in campo. Io ho contribuito a dare loro una mano per la mia esperienza, per quello che ho fatto nello sport e mi sono tolto anch'io una bella soddisfazione, una grande gioia aver avuto questa opportunità e averla condivisa con tutte queste persone, dai dirigenti a tutta la squadra e ai tifosi. Benissimo, grazie William. Andrea, l'uomo dei record, 17 anni alla Virtus Entella, il giocatore professionista che ha più presenza e più ancora in attività. Sì, è un bel record, ecco, ma oggi magari parliamo di questa impresa che siamo riusciti a fare ieri, ecco. Come ha detto Nicolò prima, è stato fatto un lavoro incredibile dopo un'annata negativa dell'anno scorso e è stata la mia terza promozione dalla CLB e questa è stata bella. Tutte sono importanti, tutte hanno un sapore particolare, ma questa ha dei valori incredibili e credo si siano visti, credo che ecco, la gente abbia avvertito questo, infatti anche il comunale l'abbiamo sentito ecco, anche più vicino, quindi una bella soddisfazione. Ecco, per te, ecco, 3 vittorie, 2014, 2019, titolare, ricordiamolo, e 2025. Insomma, hai visto proprio crescere la Virtus Entella. Sì, stando qua tutti questi anni sono stato appunto artefice di questo cammino, delle volte magari da protagonista, altre volte da un po' dietro le quinte, però insomma la società in questi anni ha fatto davvero tanto, è diventata una realtà importante nel calcio professionistico e la cosa bella è stata anche vedere quest'anno tanti ragazzi arrivare da altre società e vedere l'Entella ecco, come il Real Madrid, lasciami passare il paragone, no? Come una società in cui voler arrivare e questo è stato molto, molto importante perché è un trampolino di lancio e non un punto d'arrivo. Ecco. Molto bene, tra l'altro abbiamo anche qualche tifoso che Giacomo coinvolgerei, dai, coinvolgiamo un tifoso della Virtus Entella, ne abbiamo qualcheduno se ti segue Sergio con la telecamera, vediamo se come hanno vissuto, credo, sono ancora in festa o meno? Volevo ricordare che Paroni ha un altro record, ha segnato un gol di testa a Casale Monferrato. È stato uno dei pochi portieri. Bravo.
a parte la stagione stellare, volevo sollevare un'attenzione su un fatto che credo per tanti anni sia stato nelle intenzioni del Presidente, di portare con l'Entella Chiavari nel mondo. E io vi posso dare una testimonianza perché nel 1920, scusate, nel 2020, ero a Santorini in piena zona Covid, ma in vacanza. E mentre entravo in albergo, vedo il ragazzo dell'albergo che mi porta le valigie, gli chiedo: da dove vieni tu? Oh, io sono albanese. E tu? E ho detto: io vengo da Chiavari. Chiavari, Entella. Questo è stato il segnale che qualcosa il calcio può portare nel mondo di testimonianza di una città. E come avete vissuto? Come avete vissuto questa promozione? La promozione l'ho vissuta piangendo. È tanto che non lo faccio, ma ieri sera in tribuna, mentre lui era a fare il giornalista, io ho pianto, perché da tanti anni vi seguo, da tanti anni, poi con lui siamo ormai fraterni, veramente è stato indimenticabile. Credo che un gruppo di ragazzi così sia stata una grande fortuna e abbiamo un mister con due marroni così. Va bene. Allora, palleggeremo il nostro Mauro invece a Misano, che è presidente della Federbasket Regione Liguria, però un appassionato di sport, perciò anche di calcio, tra l'altro chiavarese, perciò avrai seguito anche tu da vicino la Virtus Entella. Certo, la cosa interessante, simpatica, è che è difficile trovare una squadra di una realtà tutto sommato piccola che riesca 3 volte a essere promossa in un decennio, perché di solito le realtà piccole amministrativamente sono fondate su strutture a volte aleatorie. Essere riusciti a fare 3 promozioni, anche 2 retrocessioni, ma le 2 retrocessioni hanno un loro significato sportivo perché ci si confronta con realtà veramente impegnative. Ma l'impresa di fare 3 promozioni dalla Serie C in 10 anni, conservando, mi sembra, no, i conti a posto e tutto il resto, è un'impresa anche maggiore di quella di una singola promozione, a mio avviso. Assolutamente, tanto vediamo questa sera il tema è un pochino, abbiamo detto, di festa, sia per il villaggio che per l'Aurora e la Virtus Entella, sono immagini che abbiamo proprio realizzato ieri. Ritornando al Sporting Club, Carlo Oliveri, che poi abbiamo anche da fare il saluto a Meschi Giacomo, che è il presidente, perciò facciamo i complimenti e i saluti al presidente dello Sporting Club Aurora. Grazie. Anche per noi è stato un anno particolare, di grosse soddisfazioni. Dopo le delusioni dell'anno scorso, con l'impegno di tutto e il sacrificio di tutti, siamo riusciti ad ottenere una promozione straordinaria, con 5 giornate d'anticipo, facendo giocare quasi tutti i giocatori, creando un gruppo veramente splendido. È anche un anno in cui cade, diciamo, un importante anniversario. Esatto, coincide con i 50 anni che festeggeremo il 17 luglio a Riva, con una grande festa, tutti invitati naturalmente. Andrei, poi conosceremo certi giocatori, ma inizierei dal goleador, dai. Sandro Picasso. Sandro, allora, quanti gol hai fatti innanzitutto? Allora, in totale 18 gol. È stata un'annata, come hanno già detto tutti i dirigenti, molto importante per la società. Compie 50 anni, il presidente e tutti i dirigenti ci tenevano tantissimo a fare bene quest'anno. Per fortuna siamo riusciti a creare un grande gruppo e la società su questo è stata molto brava. E abbiamo vinto per fortuna molto meritatamente, divertendoci e con tanto sacrificio in settimana e siamo questi adesso ad esultare, a gioire di questa vittoria. Ecco Sandro, vediamo questo
questo video che avete realizzato, sbaglio o voi giocatori? Sì, no, siamo stati proprio noi a Recco 2 settimane fa, quando abbiamo festeggiato la matematica promozione e il traguardo che era stato fissato da inizio anno. Ecco. Bene, anche in bianco e nero, è proprio originale. Sì, no, Chi ha avuto l'idea di... Quello non lo so, però è stato un video comunque molto carino di fianco, guarda, che ci porteremo sempre Picasso. con noi. Ecco, lo facciamo alzare. È vicino a Sandro, mi hanno detto. Qua chi è che ha fatto tutto? Vediamolo pure. Sei tu il videomaker? No, io non ho fatto niente, è stata la mia ragazza a fare del video. Mi ha chiesto il giorno stesso di inviarle dei video, delle foto della giornata e in un giorno è riuscita a fare questo. Come si chiama? Milena. Allora salutiamo Milena. Molto bene. E invece Carlo, abbiamo il presidente Meschi e Carlo che ho capito che è un tuttofare, insomma. Allora, io sono dentro dal primo giorno in questa società, quindi sono 50 anni che sono in questa società e sono un po' rimasto alla memoria storica, ma soprattutto penso di essere il custode dei valori sportivi e morali di questa squadra. Finché ci sarò io, in aiuto con i dirigenti, l'Aurora cercherà di avere un comportamento in campo di stile, di attenzione e di rispetto. Rispetto per gli avversari, rispetto per l'arbitro. Bisogna che i ragazzi imparino a vincere e a perdere. Imparare a vincere vuol dire, come noi quest'anno, 19 vittorie, vincere con stile, cioè senza darsi delle arie, senza pensare di essere chissà chi, e con il rispetto all'avversario che ha fatto il possibile ma ha perso. E bisogna imparare a perdere. Noi l'anno scorso abbiamo perso tanto, siamo retrocessi dalla prima categoria alla seconda, ma anche lì ci abbiamo messo qualcosa, di educazione e di rispetto. Bisogna imparare a perdere, se gli altri sono più bravi, alla fine mi si va dato la mano. Io a questi ragazzi gliel'ho spiegato, loro chi è con me, tipo il capitano Cafferata, Babesana, che tanti anni, Sanguinetti, sanno che tutti gli anni io mi impongo e impongo a loro un comportamento in campo. Questo è quello che cerco di fare. Sono 50 anni che lo faccio, prima giocatore capitano, allenatore, dirigente, ho fatto tutto. Bisogna imparare a stare in campo e proprio è successo qua recentemente, no? L'abbiamo visto alla televisione, aggressioni all'arbitro, ma anche nei nostri campi a volte si vede queste orde di ragazzi che vanno contro l'arbitro, che un ragazzo a volte spesso viene da noi 17 anni, 16 anni, 18 anni. Io a loro ho sempre detto bisogna imparare a stare in campo, bisogna imparare a essere sportivi. E l'aspetto morale invece è questo, che bisogna venire al campo, sapersi divertire, e ho dato sempre un ordine, prima la famiglia, poi il lavoro, poi l'Aurora, e queste sono le 3 cose importanti, i ragazzi lo sanno, cioè impegnarsi per l'Aurora, ma prima dell'Aurora c'è il lavoro, lo studio e prima ancora c'è la famiglia. Allora, questa è stata... Ecco, salutiamo Don Andrea Buffoli che è arrivato in questo momento, grazie. Intanto ti coinvolgiamo subito perché in linea abbiamo Jacopo Lippani, centrocampista della Virtus Entella. Pronto Jacopo? Pronto, buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti. Ecco, un po' più alto. Jacopo, allora com'è stata la giornata, la serata? Sei ancora in festa? No, diciamo che ho accusato un po' i festeggiamenti. Infatti magari si sente dalla voce, chiedo scusa se ho la voce un po' rauca. Però dai, è stata una giornata bellissima, indimenticabile, penso per tutti noi. Abbiamo vissuto delle emozioni uniche che ci porteremo per sempre.
Ecco, è stato un campionato, no? Che man mano è stato crescendo e siete diventati veramente un gruppo forte. Abbiamo visto prima lo spogliatoio, la festa, ma ecco, ognuno capiva che da lì arrivava qualcosa di più importante, oltre che un campionato normale quest'anno. Sì, la nostra forza è stata proprio il gruppo, penso. Ogni giorno andavamo al campo volenterosi di stare insieme, di aiutarci l'uno con l'altro, quindi penso che quella lì è la cosa che poi ci ha portato a ottenere i risultati che ci hanno portato alla giornata di ieri. Guarda qua, hai l'ufficio stampa della Virtus Entella, visto che non lo conosci ancora, ti faccio salutare sia Matteo Mainetti che Nicolò Pagliettini, che insomma credo che vi conoscete, no? Allora, vediamo se rilancia una domanda, Nicolò. Tanto gli dico di prendersi una tachiperina, che mi sa che ne ha bisogno. No, scherzi a parte. Doveva essere qua, no? Doveva essere qua, ma esatto. La storia di Lipa è una storia bellissima e che secondo me ci dà un aggancio importante, perché poi alla fine i calciatori si possono comprare, ma si possono anche costruire in casa. Jacopo è arrivato a Chiavari che aveva 12 anni e ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell'Entella, sognando un giorno di giocare in prima squadra. Quel sogno non solo si è avverato, ma è riuscito a far parte di un gruppo che ha addirittura vinto, che nel mondo del calcio è qualcosa di raro. E quindi vorrei chiedergli un po' le sue emozioni, se si guarda indietro, se guarda i primi anni in cui prendeva il treno per venire ad allenarsi a Chiavari tutti i giorni, andando a scuola, e oggi magari fermandosi un attimo, che cosa ha dentro dopo questa promozione. Sì, diciamo che sono arrivato qui comunque nell'anno della prima storica promozione, quindi quella lì l'avevo proprio vissuta, diciamo, da tifoso, da bambino che seguiva tanto, e ovviamente da bambino aspiri un giorno a quello, da lì a realizzarsi ce l'è voluta, ci sono stati tanti anni, tanti sacrifici, però ne è valsa la pena. Jacopo, avresti mai pensato un giorno di festeggiare queste vittorie quando appunto arrivavi da Genova col treno? Lo sognavo, diciamo poi che quest'anno, a mano che ci avvicinavamo alla fine, lo pensavo, però diciamo che quando ero bambino era sempre un sogno. Insomma, qua abbiamo, c'è Andrea Parroni, no? Praticamente ti ha visto bambino. E io ho visto lui come uno a cui ispirarmi, perché lui c'era quando tutte le 2 promozioni, quindi è bello, è una soddisfazione anche quella, poi avere compagni che comunque da bambino ammiravi per quello che facevano sul campo. Bene, allora, qua c'è una rappresentanza di tifosi. Cosa dice ai tifosi a tutto lo stadio di ieri, ma non solo di ieri, durante l'anno e tutti i tuoi anni che sei stata a Chiavari? Li ringraziamo perché ci hanno comunque sempre dato il loro supporto anche nelle trasferte, comunque vengono in buon gruppo e sono stati fondamentali anche loro. È stato bello ieri comunque unirsi poi tutti alla fine della partita e salutarci e festeggiare insieme questo traguardo. Ti faccio salutare da Don Andrea Buffoli, che sicuramente avete avuto modo di diventare amici in tutti questi anni. Sì, io Jacopo l'ho sentito prima, quindi ci siamo sentiti poco fa, però direi che quando uno vince poi si guarda indietro, in questo caso Jacopo guarda il percorso che ha fatto e dice tutti i momenti belli come anche quelli più difficili sono serviti poi alla luce di questa vittoria, quindi penso che la giornata di ieri sia stata proprio l'occasione per guardarsi indietro e dire che è stato faticoso, a volte difficile, a volte magari quasi insormontabile, però ne valeva la pena, quindi facciamo i complimenti a lui, ad Andrea e a tutta l'Entella. Bene Jacopo, ti salutiamo, un bel applauso. Grazie, buona serata. Allora, stacchiamo, grazie con Jacopo Lippani.
andrei un pochino col presidente del villaggio invece, perché hanno già parlato i due presidenti, sentiremo poi Antonio Gozzi dell'Entella. Fabio, cosa ha significato per te questa bella vittoria del campionato juniores? Grazie innanzitutto dell'invito. La vittoria del campionato juniores è una grandissima soddisfazione per la nostra società, perché è frutto di un lavoro che è partito 3 anni fa, perché prima la juniores non l'avevamo, così come non avevamo la prima squadra che è nata 4 anni fa, e quindi è frutto di tanto lavoro, impegno per la nostra realtà, che comunque ha gestione familiare, e a maggior ragione siamo veramente contenti e orgogliosi di questi ragazzi che sono cresciuti tanto, e tanti di loro sono anche già nel giro della prima squadra. Basti pensare, anche ieri avevamo l'11 di partenza era composto da, se non sbaglio, 7 o 8 under 21, quindi c'è tanto impegno, e sicuramente è un traguardo questo, ma deve essere visto come un punto di partenza. Quindi continuiamo a lavorare per raggiungere ulteriori obiettivi come questo, e ovviamente c'è anche da portare avanti ovviamente tutto il progetto e tutto il percorso del settore giovanile, che è molto florido, parte dai piccoli amici e arriva fino alla prima squadra, e quindi l'obiettivo è continuare a fare bene, crescere e far divertire i ragazzi soprattutto. Ecco, tra l'altro era programmata una vittoria così, o vi siete trovati in questa bella sorpresa di vittorie? Ma guarda, di sicuro magari non ci aspettavamo così una vittoria dominando un campionato dall'inizio, ecco, quello chiaramente sapevamo che era una buona squadra, quello si vedeva sin dall'inizio del precampionato, però poi è stato frutto di un percorso del lavoro del mister, dei ragazzi che hanno seguito, e quindi è stato un crescendo continuo. Bene. Giacomo, sentirei ancora, abbiamo il capitano, così ci prepariamo per l'altra telefonata. Abbiamo Andrea Chiesa, appunto, che è il capitano della juniores, che ha vinto, è stata promossa in eccellenza. Diciamo, quando è che avete iniziato a crederci a questo risultato? Ma allora, se lo chiedevi a me quest'estate non ci avrei creduto, ero il più titubante, e quando siamo venuti qua a Telepace a gennaio eravamo primi, ma si sentiva anche in spogliatoio, perché bella famiglia, bel gruppo, quasi fin da subito, e alla fine è stata proprio una bella cavalcata, e non ho avuto dubbi da dicembre, da gennaio, dal girone di ritorno l'abbiamo fatto in modo perfetto, penso. Giocate insieme da tanto tempo, diciamo, la maggior parte di voi? Io sono arrivato 4 anni fa, e molti con me, e molti c'erano già, e qualcuno invece è arrivato quest'anno, ma penso che siano stati proprio loro i fondamentali ad arrivare quest'anno, perché si sono introdotti subito benissimo all'interno della squadra, e devo ringraziare soprattutto anche la dirigenza e il mister, perché ci hanno dato supporto massimo. Se abbiamo ancora un attimo prima della telefonica, vado da Marco Garbarino, che è il direttore sportivo. Come si fa comunque ad allestire una squadra, varie squadre, diciamo, sia facendo crescere i giovani nel settore giovanile, sia anche unendo, diciamo, elementi che arrivano da fuori? Allora, facile non è facile, perché prima cosa, per attirare i ragazzi soprattutto a questa età bisogna essere anche credibili. Fabio, il presidente, eravamo insieme 3 anni fa quando abbiamo iniziato con la juniores, io facevo il vice dell'allenatore. Eravamo una buona squadra, ma non eravamo forse ancora pronti per questo. Negli anni, soprattutto grazie ai dirigenti, che comunque sono state persone che hanno seguito tanti ragazzi durante questo percorso, abbiamo preso anche questa credibilità come società, che ci ha permesso anche di attirare magari quei giocatori, quelle persone che ci hanno dato una mano per poter arrivare a questo risultato, che comunque è stato, come ha detto il mister, è stato costruito, è stato voluto, e quindi siamo molto contenti soprattutto anche dei ragazzi, perché credo che i ragazzi, oltre ai risultati in campo, mi riallaccio un po' a quello che ha detto anche il dirigente dell'Aurora,
anche a livello caratteriale si sono comportati in maniera esemplare. Comunque siamo arrivati secondi nella Coppa Disciplina, questo non è un risultato banale, soprattutto con dei ragazzi in piena fase adolescenziale. Sappiamo come possono andare a finire le cose, quindi siamo soddisfatti anche da questo punto di vista, perché prima che giocatori sono stati uomini. Allora, andrei nuovamente un pochino con Luca, ci dai un cenno di pallanuoto che ci interrompiamo se abbiamo la telefonata. Facciamo un punto veloce sulla 1 femminile. Abbiamo detto che nel Rapallo Pallanuoto ha vinto l'ultima partita della regular season contro il Briz, una partita non semplice perché il Briz si giocava la possibilità di uscire dalla zona salvezza. E invece il Rapallo è riuscito proprio negli ultimi secondi a portarsi in vantaggio e vincere per 12-11 e quindi mantenere il terzo posto, che è molto importante soprattutto in vista poi dei playoff scudetto. Bene anche il Bogliasco, che pur perdendo col plebiscito Padova si salva tranquillamente, quindi avrà un altro anno in A1. Per quanto riguarda la 2 maschile, qui le cose sono un po' più complicate, cioè no, non per il Chiavari, perché la Chiavari Nuoto ha vinto contro il Camogli per 14-5, quindi è sicura del primo posto in classifica perché ha 9 punti di vantaggio sul Torino, però ha gli scontri diretti a favore, quindi potrebbe anche perdere le ultime 3 partite che la Chiavari Nuoto ha conquistato il primo posto, che nei playoff per salire in Serie A, in Serie A1 sarà molto importante questo primo posto perché gli darà il vantaggio della terza partita in casa. Per quanto riguarda gli altri risultati... Luca, aspetta un attimo che abbiamo, poi ti ridò la linea. Pronto, dovremmo avere il dottor Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella. Pronto? Sì, sono qua. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Presidente, com'è stata questa giornata? Beh, impegnativa perché ho dovuto rispondere a centinaia di messaggi di congratulazioni e naturalmente ho avuto molti vostri colleghi che mi hanno cercato e che hanno voluto farmi commentare la vittoria di questo campionato, e quindi una giornata impegnativa di lavoro. Ecco, vediamo dalle nostre immagini quel giro di campo che hai fatto prima della partita, no? Un po' una situazione credo che nuovissima per i nostri, per una città come Chiavari. Vabbè, un giro di campo era un modo per ringraziare i tifosi che ci hanno seguito tutto l'anno e che quindi meritavano una considerazione e un'attenzione da parte nostra doverosa. Devo dire che ho sentito tanto calore in quel momento e che ha fatto bene anche a me, alla squadra, perché quegli applausi sono stati un po', come dire, la manifestazione dell'apprezzamento dei nostri tifosi per questo campionato straordinario, insomma. Ecco, poi nell'intervista finale, no, commentando sulle 3 promozioni 14, 19 e 25, ho capito che si sottolineava il fatto che questa è stata una vittoria di gruppo, insomma sembrava un po' più da ricordare, ha segnato di più. Ma tutte sono da ricordare, naturalmente la prima indimenticabile perché la vittoria nell'anno del centenario è stato un punto, come dire, di massima risultato per il club, e quindi è indimenticabile il pomeriggio di Cremona, così come è indimenticabile il pomeriggio di Chiavari, sempre il 4 maggio con la vittoria all'ultimo minuto col gol di Mancoso con la Carrarese, che ci ha consentito di superare il Piacenza e di vincere il campionato. Però quello che volevo dire ieri è che io ho sentito questa squadra e questo gruppo più vicino al mio modo di vivere la vita e il calcio.
è un gruppo di persone che si vogliono bene, che si stimano, che si aiutano gli uni con gli altri, che non mollano mai, che hanno avuto una forza mentale, una tenacia che io ho ammirato molto, perché ho imparato tantissimo dai comportamenti dell'Entella di quest'anno, perché confermano l'idea che io ho della vita e del calcio, cioè un'idea di gente che non deve mai mollare. I ragazzi questo hanno fatto vedere con risultati straordinari, perché essere a 11 punti di vantaggio sulla seconda, uno squadrone come la Ternana, in un girone che io ho definito una serie B2, perché oltre alla Ternana c'era il Pescara, c'era l'Ascoli, c'era la Spal, tutte squadre molto più blasonate di noi. Essere a 11 punti a 2 giornate dal termine, non aver mai perso una partita fuori casa in tutto il campionato, averne persa una soltanto a settembre contro il Pescara in casa, anche ingiustamente come risultato perché meritavamo il pareggio, e poi fare 30 risultati utili consecutivi, che è un record nelle squadre professionistiche italiane. La dice lunga sulla forza di questo gruppo, sulla capacità del suo allenatore di gestirli e sulla bontà dell'organizzazione dell'Entella e del suo gruppo dirigente, che talvolta è stato criticato. Mi hanno criticato molte volte i soliti mogugnoni perché non cambi direttore generale, perché non cambi direttore sportivo. Voglio ricordare a tutti che partendo dal 2014 e mettendoci dentro anche l'anno prossimo, sono 12 campionati. Di questi 12 campionati l'Entella ne avrà fatto 7 in Serie B. E tenere su 12 anni, 7 anni l'Entella in Serie B, dopo averla presa nel 2007 dall'eccellenza, a me sembra tanta roba che va a merito di questo gruppo dirigente che mi segue fin dall'inizio. Allora Presidente, qua c'è una parte un po' di tutta la società e non solo, abbiamo un gruppetto di tifosi, abbiamo l'ufficio comunicazione, abbiamo Don Andrea Buffoli, abbiamo Andrea Parroni che rappresenta un po' questi 15-20 anni dell'Entella. Bene. Ecco, da Andrea Parroni possiamo dire, Presidente, che è un po' l'immagine di questa... Ieri l'altra cosa che si diceva, che dicevi in conferenza, è appunto questa società che ha fatto i complimenti a tutto lo staff, come si diceva prima, ma ha parlato anche di Augusto Gozzi e di Orazio della Bersana, per dire che l'Entella ha un futuro. Sì, tanto fammi salutare il capitano, perché Luca Parodi rappresenta bene lo spirito di questa Entella, di una squadra di combattenti, di una squadra che non si arrende mai. Lui ha avuto un rendimento straordinario quest'anno, ha condotto la squadra con l'autorevolezza del capitano, io lo ringrazio molto, perché poi il capitano in qualche modo rappresenta l'unità della squadra, l'unità del gruppo, e lui l'ha fatto molto bene. È vero quello che dici tu, Augusto Gozzi e Orazio della Bersana sono stati protagonisti nelle scelte fondamentali di quest'anno, a partire dalla conferma di Gallo come allenatore, ma poi anche di tante scelte tecniche sulla composizione della squadra, naturalmente discusse sempre con Mateazzi Superbi. Però il messaggio vero che io ho voluto dare, perché nessuno di noi è un Highlander, no? Nessuno di noi è eterno, quindi bisogna pensare sempre al dopo, io ci tengo che l'Entella abbia una continuità anche in futuro. La gestione della famiglia Gozzi del club ha dato risultati importanti, non soltanto sportivi ma anche sociali, e io ho voluto garantire con questo innesto, come dicevi tu, che il club abbia un futuro lungo di questo calcio gestito da famiglie, che mi piace molto di più del calcio gestito dai fondi di investimento. Bene Presidente.
Avremo modo di festeggiare ancora a Chiavari, credo, appunto, in qualche serata che organizzerete. Sì, stiamo preparando i festeggiamenti come si deve. Benissimo, grazie alla telefonata. Grazie presto. a voi, grazie a voi. Bene, allora abbiamo tolto la parola. Luca, devi finire per la A2. Allora, finiamo il discorso sulla pallanuoto e sul nuoto. Dicevamo quindi in A2 abbiamo avuto risultati che abbiamo detto la Chiavari Nuoto prima in classifica, già sicura del primo posto, dopodiché abbiamo invece purtroppo il Mobilpesca Lavagna pareggia col Como una partita che avrebbe dovuto vincere e quindi rimane ancora invischiato nella lotta per i play-out salvezza. Adesso ci sarà un prossimo turno importante perché avremo Mobilpesca Lavagna Brescia proprio sabato prossimo alle 18. E quindi una partita importantissima per la squadra lavagnese perché sarà d'obbligo la vittoria per staccare definitivamente il Brescia e portarsi poi in scia a Bogliasco e Piacenza Pallanuoto per cercare poi nelle ultime 2 partite di riuscire a togliersi da questa situazione un po' difficile. Un ultimo accenno sul nuoto: ci sono stati i campionati italiani giovanili di fondo e abbiamo avuto 3 protagonisti tesserati Superba sezione Mobilpesca Lavagna, che sono Achille Nadalin, che ha corso la 3 km ragazzi 2010-2011, Samuele Formentini, che è arrivato nono nella 5 km junior, e Daniele Valperga. Abbiamo una foto, non so se riusciamo a mandarla in onda. Daniele Valperga, anche lui ha corso anche lui la 3 km di fondo nei ragazzi 2009. Questa è la foto dei 3 ragazzi che hanno partecipato ai campionati italiani di fondo. E una notizia dell'ultima ora, per quello che ho potuto vedere io: Alberto Razzetti, che è rientrato in Italia dopo una lunga fase di allenamento in Australia con Marchand, il campione olimpico francese, ha vinto la staffetta 4x200 ai campionati italiani primaverili che si stanno svolgendo a Riccione con la staffetta delle Fiamme Oro. Quindi un Alberto Razzetti in splendida forma. Allora, andrei un pochino con le immagini su una palestra di basket, Mauro, tanto hai ascoltato un po' queste vittorie. Abbiamo qualcosa quest'anno in Liguria da festeggiare come stanno festeggiando il calcio? Qualcosa dovrebbe esserci perché adesso la chiamano DR1, la vecchia Serie D. La Serie D del basket ha 3 società su 4 del Tigullio alle semifinali dei playoff. Le semifinali dei playoff saranno tra una società di Genova che si chiama Ausilium e una società di Rapallo, Next Step, prima semifinale. La seconda semifinale sarà fra l'Aurora Chiavari e il Tigullio di Santa Margherita. È verosimile a livello di... un bel derby. Sì, è un bel derby, sono la seconda e la terza della stagione regolare. È anche verosimile che a guardare la graduatoria della prima fase è possibile che una società del Tigullio venga promossa in Serie C. Questo nel basket ci sono a volte dei canoni diversi perché il basket funziona così, sono i parametri. Cosa sono i parametri? Praticamente se una società gioca in promozione i giocatori si muovono svincolati e gratis. Se una società gioca in Serie D, uso i vecchi nomi, un giocatore viene pagato 500 euro alla società e fin lì si riesce. Se dalla D si passa alla Serie C, il giocatore viene pagato 2.500 euro, non è lo stipendio del giocatore, è quello che tu versi alla società titolare del cartellino. Ragione per cui il balzo dalla D alla Serie C a volte è molto pesante, perché o hai i giocatori tuoi o prendi 4-5 giocatori di fuori, sono 10-15 mila euro, e per le società di basket i bilanci sono importanti e sono più piccoli. Ecco, dunque, allora è da seguire questo derby nei playoff tra Tigullio e Chiavari. Tigullio e Chiavari, derby che inizia
la domenica dopo Pasqua, andata e ritorno è bella, si snoda in quella settimana lì e poi ci sarà la finale fra una di queste due squadre, la vincente di Rapallo Ausilio Genova. Ecco, per quanto riguarda invece il settore femminile? Settore femminile abbiamo il Lavagna che è in Serie C e sta giocandosi con la prima in classifica la promozione. Sentire Lavagna, loro hanno intenzione, sperano di essere promossi. Abbiamo già 2 squadre in B femminile in regione. Il Lavagna è arrivata seconda, giocherà verosimilmente i playoff per la promozione dalla C alla B. La Lavagna è un'altra società è da del seguire Tigullio. anche il basket, Hanno queste... direi chiave nuoto, pallanuoto, Luca, insomma... Sì, prima ho detto una cosa errata, scusate, ho detto che giocheranno sabato, invece la A2 giocherà il 26 di aprile. Ecco, scusate, se saltano il turno pasquale, invece giocherà la 1 maschile e venerdì sera ci sarà lo scontro in prima serata, verso mi sembra le 19:30, lo scontro tra Brescia e Proreco che deciderà quella prima della stagione regolare del campionato maschile. Scusate. Ecco, ritorniamo con l'Aurora. Giacomo, che abbiamo dirigenti insieme al presidente, chi magari aiuta e è un po' dietro le quinte, ma questa sera vogliamo almeno conoscerli. Abbiamo, ad esempio, tra i dirigenti abbiamo Mario Vanti. Prima si parlava, diciamo, dell'importanza dell'unità della squadra che non sono solo i giocatori ma anche tutto il settore dirigenziale. Guarda, è un gruppo, io dovrei essere l'ultimo a parlare perché è pochi mesi che faccio parte di questo splendido gruppo, però devo dire che ho trovato delle persone veramente splendide. Da appena arrivato, cos'è che ti ha colpito di più? Colpito di più, dire l'allenatore forse, che è quello che mi ha dato più l'entusiasmo, ecco. No, poi a parte tutto, vuol dire, con diciamo, il presidente a tutto fare, voglio dire, eravamo compagni di scuola, quindi voglio dire, c'era già una conoscenza da tanti anni, ecco, quindi poi più o meno ci conoscevamo tutti. Ecco, e invece sempre tra i dirigenti, Emilio Bacigalupo, chiedo, siete, diciamo, uno staff di dirigenti affiatato, siete in molti? Come... Ma è poco che ci sono, saranno 30 anni che sono in società, colpa di Carlo che ci coinvolge tutti, però è una società di amici e io personalmente sono contento perché c'è un gruppo di ragazzi che sono sempre al campo e forse questo qua a noi vecchietti ci fa contenti perché forse svolgiamo anche un ruolo delle società che danno l'opportunità a questi ragazzi di praticare uno sport che gli piace, che tramite queste società, queste piccole società, riescono a fare, perché dunque non si può giocare tutti nell'Entella, non si può giocare tutti nella Doria e ci vogliono queste società qua. Finisco la fila con Massimiliano Fiora, anche lui dirigente. Volevo chiedere se anche per i dirigenti, un po' come diciamo nelle squadre, che si prende esempio da chi c'è da più tempo, da chi è diciamo un veterano della dirigenza. Assolutamente, si prende esempio, si impara, perché io è da pochi anni che faccio il dirigente, si guarda, si impara dal mister, si impara dai ragazzi, perché i ragazzi che fanno sacrificio ti ripagano di più di tutto quello che fai te di sacrificio. Vedere il loro sorriso è un regalo più grande. L'armonia tra i ragazzi è qualcosa di unico. Credo che come dirigente il fattore più importante per noi sia quello di far star bene i ragazzi, farli allenare, farli star bene e sentirsi a casa. Abbiamo anche... Abbiamo anche il vice allenatore Paolo Gianelli. Prima si diceva che questa stagione è stata assolutamente positiva, quella dell'anno scorso aveva portato qualche delusione. Cosa hai visto di cambiato quest'anno? Lo spirito, perché comunque l'anno scorso è stata... Ce l'abbiamo messo anche l'anno scorso, però le difficoltà erano tanti, eravamo tanto giovani, quest'anno un po' di esperienza di tanti giocatori nuovi che l'hanno portata, un po' la voglia di rifarsi ha portato questo bel risultato. Poi anche
quello portato dall'allenatore, proprio anche dalla società, da tutto, è stato tutto utile è stato. Ma scusa, stare in panchina vice allenatore di Williams, Mi fa male com'è? l'orecchio, guarda. Decidi qualcosa oppure no? No, niente. Niente, appunto. Però si impara da uno che è decisionista, Indubbiamente, è indubbiamente. O reggi o diventi più forte, se no lasci perdere, credo che Devo sei... rifarmi un orecchio, quello destro, perché ce l'ho sempre a destra. C'hai quindi sempre a destra. Da un orecchio sento, dall'altro non sento più. William. Vabbè, sono due a posto. No, guarda, non è vero quello che ha detto. Assolutamente. Però voglio dirti due cose, se me lo concedi. Vai. Intanto è dai giovani, è dalla società dell'Aurora, e dalla società dei professionisti dell'Entella, a partire dal loro presidente, persona stimatissima, quello che ha accomunato tutto il percorso di queste società qua. Non ho sentito parlare che fra questi giovani ci sono sicuramente, perché bene o male tramite anche altre persone, io qualcuno lo conosco, ne ho sentito già parlare bene, ma non ha parlato nessuno di un aspetto tecnico fondamentale, hanno parlato dei grandi valori di questi giovani, di questi professionisti e del valore che c'è all'interno di questa società che è l'Aurora, a partire dai dirigenti, arrivare a quello che accomuna un gruppo, uno spogliatoio, una squadra, e questo è quello che poi ti fa raggiungere i risultati. Il Presidente è stato decisamente chiaro, ha parlato di famiglia, ha parlato di valori, ha parlato di quello che ha accomunato l'Entella nel momento della vittoria, ma anche nel momento in cui le cose non sono andate bene. E questo è quello che ha fatto la stessa Aurora, ma presumo anche che questo è il messaggio che debba arrivare a questi ragazzi. Io te l'ho detto, sono felicissimo di averli visti così contenti ieri per la vittoria, so i sacrifici che fanno, so i sacrifici che fa questo gruppo e immagino e penso quello che facciano questi professionisti, seppure la loro vita, la loro professione, però ragioni di più per quelli che non ne fanno una professione, che come dicevano i dirigenti e amici dell'Aurora, alla fine tu sei contento quando vedi loro contenti. Qualcheduno contento io non l'ho fatto, perché oltre che far ricorrere basta, non li faccio giocare, però scherzo, no, assolutissimamente. Allora. Qua abbiamo un altro rappresentante del tuo spogliatoio, vediamo un pochino. Allora, intanto, tra allenatore e vice allenatore, ci dici brevemente chi ha ragione dei due, che abbiamo visto due. È difficile qua rispondere, dipende se tutti e due l'anno prossimo ci saranno. No, sicuramente lo staff tecnico quest'anno è stato formato dal mister e dal secondo mister, che è Paolo, da Giovanni Montella, da Angelo Sivori, da Paccia. Ci sono una serie di persone che hanno lavorato insieme al mister e dietro le quinte per consentirci, diciamo, di vivere un anno più che di arrivare alla vittoria, che poi è semplicemente un risultato di tutto quello che abbiamo fatto. Ci hanno permesso di vivere certe situazioni, certe emozioni e di portare e dentro al campo e fuori dal campo sacrifici e vivere dei momenti che comunque ci ricorderemo per sempre, sicuramente. Era Domenico, il vice capitano Pesana, giusto? Ok. Fabio, non ti ho ancora coinvolto, prendi un po' in mano, tieniti abbracciata la coppa, perché in genere chiaramente noi abbiamo i giocatori, no? Che alzano la coppa eccetera, ma di dietro a loro ci sono voi dirigenti, che questa sera non abbiamo avuto modo, e tu Fabio sei un rappresentante di quelli ormai da tanti anni al villaggio, che tutti i dirigenti meritano questi risultati, no? Almeno nella loro storia qualche momento dove si vince anche. Sì, assolutamente sì. Per noi è praticamente il primo trofeo, perlomeno per me, da quando, e quindi è con grande soddisfazione che l'abbiamo avuto, e devo ringraziare ovviamente i ragazzi, perché li conosco, certi ero dirigente quando erano piccoli, e sono cresciuti e sono diventati la squadra che sono. Tutti questi valori che diceva William, ma che hanno ripetuto in tanti, sono i valori del villaggio calcio, quindi
quello che noi vogliamo come società è insegnare a questi ragazzi a vincere, perché è importante, perché è una cosa bella. Io questa Coppa qua me la godo tutta, perché ce la meritiamo come società per quello che facciamo. Cerchiamo, partendo diciamo dal settore giovanile, perché il nostro scopo poi è quello di portare avanti questi ragazzi da quando sono proprio piccoli. Abbiamo quest'anno dei 2020, quindi sono proprio bambini, abbiamo tutte le leve, che quindi è il viaggio che loro devono fare, partendo dalle piccole leve in cui giocano, per arrivare poi alla prima squadra. Già quest'anno, come diceva prima il Presidente, molti hanno esordito, una squadra, il Villaggio Calcio, la prima squadra composta da molti giocatori giovani, e l'augurio che faccio a questi ragazzi della Juniores è di aver vinto questa Coppa importantissima, ma appunto di avere poi un futuro. Io spero chiaramente nella mia società, però ecco, il futuro che auguro a loro è quello di poter andare avanti e poter scrivere delle pagine bellissime come questa che è stata. Bene Fabio. Torniamo sugli spalti della Virtus Entella, abbiamo insomma dei tifosi importanti. Esatto, abbiamo appunto Antonio Degliana, Franco Lagomarsino e Luca Bandini. Tanto Franco, qual è stato il momento più emozionante della stagione? Non vale dire naturalmente la festa di ieri. Ci sono stati diversi momenti importanti, diciamo che la squadra è partita sottotono, però è stato un crescendo continuo e ha dimostrato veramente dei valori tecnici e umani, soprattutto, come è stato ribadito, notevoli. Il gol, non so, mi viene in mente al volo, il gol di Santini a Sassari è stato un là, diciamo, alla consapevolezza di avere un gruppo forte, anche se si era già intuito da Tavarone che il gruppo era compatto, via. Antonio, siete riusciti anche quest'anno a seguire in trasferta la squadra? Sì, 15 trasferte, bellissime, proprio alla grande. Più belle Ascoli, vittorie importanti, in campi dove non si era mai vinto negli anni scorsi, e comunque molto entusiasmante, proprio bello proprio. E poi il coronamento di ieri è stato bello. Luca, cosa vi aspettate a questo punto per la prossima stagione in Serie B? Siamo pronti per la prossima stagione, siamo contenti di tornare in certe città, in certi campi. Siamo molto contenti di non tornare più a Lucca, che è stato un campo per noi stregato anche quest'anno, ed è stato, penso, il punto strappato a Lucca, il momento decisivo in cui abbiamo capito che forse ce la facevamo. Bene, grazie. Allora, alla regia, sì, poi ti prepari che abbiamo il gran finale. Alla regia vorrei una foto che coinvolge William e anche in qualche modo ci ricorda un po' di anni fa. Eccolo qua. William, racconta un po', è il papà di William che facciamo... Eravate stati in una puntata di Domenica Sport Igulio di quanti anni? 20 anni fa per la precisione. 20 anni fa, eravamo tutti un po' più giovani. Era il 2005, allora allenavo il Sestri Levante e avevamo vinto il campionato ed era ritornato in Serie D il Sestri Levante. Lì c'era il mio papà, c'era mio fratello e mio nipote ed eravamo tutti presenti in questa trasmissione. Mi ricordo papà che era un grandissimo, simpaticissimo da quel momento lì, non l'ho mai perso così, come quel ricordo. È stato un bravissimo giocatore, è stato un grande papà in assoluto, è stato un amico, un compagno, è veramente una persona stimata da tutti. E io me lo ricordo anche perché allora, anche da giovane, che era un mancino come me, ha giocato tanto nelle squadre qua locali, a partire da Riva alla Lavagnese, è andato poi in trasferta a Levanto, dove ha conosciuto la mia mamma e si sono sposati. E proprio in quella puntata lì ero stato simpaticissimo. Sì, ma non me la ricordo anch'io, guarda, e questa foto qua è stato il destino proprio che te l'ho detto, mai chiamato 2 ore prima che tu mi chiamassi, questo mio carissimo amico e collega mi cercava perché aveva bisogno del numero civico della mia agenzia dove lavoro,
a Sesti Levante, e ha trovato questa foto, me l'ha inoltrata. Dopo 2 ore mi hai chiamato. E questo per rinnovare questo appuntamento. Allora, sì, siamo quasi, abbiamo ancora qualche minuto, ma vi ricordo che poi dopo la trasmissione, anzi, lanceremo lo speciale della Virtus Entella, perciò potete stare sul divano tranquillamente, che finora nel sport andiamo ancora avanti. Giacomo, arriva una notizia addirittura da Sanremo, dalla diocesi. Sì, abbiamo una notizia che arriva da Sanremo, perché si è giocata appunto nello stadio comunale di Sanremo la partita tra la squadra della Pastorale Diocesana dello Sport e Tempo Libero contro quella formata da consiglieri comunali e rappresentanti appunto dell'amministrazione, finita 5-1 per la formazione della diocesi. Quindi appunto vedete delle immagini prima di scendere in campo. E naturalmente, oltre al piacere di giocare, sono stati raccolti 700 euro che andranno alla Caritas del Borgo e saranno utilizzati per la distribuzione dei sacchetti della spesa, che avviene 2 volte al mese appunto per le persone che hanno bisogno. Anche una relativamente nutrita presenza sugli spalti, appunto circa 200 persone a seguire la partita. Ci sarà poi anche un appendice a questo appuntamento, perché sempre organizzato dalla Pastorale Diocesana dello Sport e del Tempo Libero, ce ne sarà un altro il 7 giugno, vero Roberto? Sì, parliamo invece della diocesi di Chiavari, il Giubileo dello Sportivo, c'è una bozza di proposta, la data è già stata stabilita, vi daremo poi i ragguagli, insomma l'organizzazione della giornata, ma il 7 giugno tenetevi liberi come mondo sportivo intorno alle 10, poi ci saranno i vari dettagli. Ci siamo incontrati un gruppo di sportivi, di sport diversi, di territorio diverso, andremo ancora avanti e sarà formata una proposta. E a questo proposito, visto che abbiamo Don Andrea Buffoli, che oltre ad essere vicino al mondo del calcio con la Virtus Entella, fa parte anche dell'ufficio che poi sarà coinvolto per il Giubileo dello Sportivo. Ritornerei qualche ora indietro, Don Andrea. Tu sei particolare nel lanciare attraverso lo sport dei messaggi di vita, di ragionamenti di cuore, di intelligenza. Hai messo nel commentare, no, un post, ho visto, la Virtus Entella, hai parlato di passione. Ecco, siamo in un periodo, no, pasquale. Vuoi allargarci un po' lo sguardo con questa passione? Sì, perché tornando a casa ieri sera la parola che mi veniva in mente era quella, un po' perché eravamo nella domenica di passione, nel senso che la Chiesa dice che la Domenica delle Palme è la Domenica della Passione, ma perché mi pareva che il percorso dell'Entella di quest'anno fosse davvero un percorso appassionante, cioè la passione lentamente ti fa mettere in gioco il bello che hai e lo fa sempre di più. Ecco, è quello che hanno detto prima i tifosi, cioè il percorso di quest'anno è stato un percorso appassionante perché lentamente ci si rendeva conto che stava venendo fuori qualcosa di bello da parte di questi ragazzi e anche da parte del cammino che tutti insieme stavamo facendo. Questo penso che sia l'esempio di come oggi lo sport deve essere veicolo di questo, cioè che la passione è davvero tirar fuori il bello e creare relazioni. Io vedo qui il basket, conosco tante persone dell'Aurora Basket come dell'Aurora Calcio e del Villaggio con il quale abbiamo condiviso quest'anno il girone, io con un'altra squadra e loro con le altre. Penso che questa sia la dimostrazione davvero che oggi dello sport c'è bisogno, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di capire cosa vuol dire relazionarsi veramente, quindi fare squadra a tutti i livelli e tirar fuori il bello che si ha. Quindi penso che la più grande vittoria che noi possiamo vivere e donare ai ragazzi di oggi sia questa. L'Entella l'ha dimostrato, ma sono convinto che là dove ci sono 2 o 3 persone che si mettono insieme per giocare a qualcosa, il miracolo lì succede sempre e la passione si sveglia. Stasera abbiamo sentito delle belle cose, no? Sia dal Villaggio che dall'Aurora, dalla giusto Virtus Entella. Insomma, è bello sentire queste cose per lo sport. Sì, è bello anche sapere che nello sport appunto si vince, a volte si perde, a volte si vince all'ultimo minuto e si esulta, a volte si perde all'ultimo minuto e
è difficile da digerire perché poi è tutta la vita così, no? Ma Quindi scusa un po', bello quando così. perde la Virtus Entella un tifoso come te, qual è il segreto per rimanere tranquilli e sempre in Non c'è un maniera... segreto perché siamo tutti umani, quindi la sconfitta va digerita. Quest'anno io con l'Entella di sconfitte ne ho dovute digerire poche. Già con l'Aurora, all'andata al 6-1 contro il Marina Giulia, di cui faccio parte come dirigente, da digerire non è stato facilissimo, ancora peggio al ritorno dove al 91esimo abbiamo preso gol e abbiamo perso, quindi tante volte è difficile digerire la sconfitta, ma bisogna lavorarci giorno dopo giorno. Ecco. Bisogna Il Milan? Del Milan direi che quest'anno è il caso di non parlarne, ecco. Se no ieri il Milan futuro che ci ha fatto il favore con la Ternana, ecco, a parte quello. Intanto arrivano, perché stasera ci sono 2 partite. Andrea, l'applauso che è partito dai tifosi e dalla Virtus Entella. Il Napoli contro l'Empoli vince 3-0, poi l'altra Carpi e Legnago che interessa invece al Sessi Levante 0-0. C'era Callo che volevi... Io volevo cogliere l'occasione per invitare Telepace a quello che secondo me è il risultato più importante di quest'anno, che è la vittoria del campionato, la promozione in prima categoria, sono importanti, ma noi quest'anno compiamo 50 anni. Vi invitiamo il 17 di luglio a Riva Trigoso, che siamo in anteprima alla festa del Bagnù. Premieremo tutti gli allenatori della storia dell'Aurora, che sono 25, e arrivare a compiere 50 anni credo che sia un grande risultato. Assolutamente, viva i 50 anni! Andrea, cominciamo a salutarci che siamo alla fine. Cosa diciamo anche a questi ragazzi, certi un po' più grandini, perché sono stati promossi ma prima squadra, loro invece sono juniores e hanno ancora una strada probabilmente nelle giovanili o comunque si apprestano a fare delle scelte o andare nelle prime squadre. Ma quello che gli posso dire è di non smettere mai di sognare, e non solo ai ragazzi più giovani, ma è successo a me a 35 anni quest'anno, e col mister ce lo diciamo da inizio campionato. Nella prima amichevole che abbiamo fatto a Tavarone con la Calarese, lui ci ha parlato di un sogno, di coltivare un sogno e quindi darsi degli obiettivi, e col lavoro alle volte succede che poi ci arrivi a questo sogno a realizzarlo ed è una cosa stupenda. E quindi ecco, riuscire a portarsi dietro sempre un sogno a tutte le età credo sia importante. C'è il portiere della Juniores? Chi è? Alzati un po', guarda un po' se non ci siamo preparati, perciò hai tutte le licenze anche di lasciare andare, ma avere qua l'occasione di un portierione come Andrea, cosa vorresti chiedere? Domanda? Ma più che altro come riesce a gestire la pressione? O come riusciva a gestirla ai tempi? Questa è una bella domanda perché non sempre lo si riesce a fare. Diciamo un po' l'esperienza aiuta, quindi più si gioca più impari un po' a gestirla, ma ti posso assicurare che quella cosa lì in pancia la sentirai ed è un bene sentirla, ecco, perché fa dare qualcosa in più. Delle volte è difficile da sopportare, da conviverci anche nella partita, però sono sensazioni che vuol dire che qualcosa c'è dentro, che c'è voglia, c'è passione e quindi niente, magari un po' l'esperienza aiuta un attimino a gestirlo. In quei momenti adesso, tipo che dovete, cioè c'è un rigore, dal fischio al tiro. No, ma il rigore secondo me è una parte un po' particolare, ma non c'è tutto da guadagnare da un rigore, perché se fa gol, bravo lui, non è che hai tanta pressione da quel punto di vista, forse ce l'ha più l'attaccante che deve tirare, ecco quello, quindi magari gli ultimi minuti, quando sei 1-0, quando non so, anche campo bagnato, che devi essere ancora più attento, magari ecco lì, no, sappiamo benissimo che il portiere è un ruolo un po' particolare. C'è il portiere dell'Aurora? C'è? Dai, vediamo se sacrifichiamo anche... Due.
2 ce ne sono. Dai. Manca il terzo, Il terzo. Li salutiamo. Intanto, Andrea, raccontaci un flash, quel giorno che sei partito e sei andato a segnare dall'altra parte, l'hai chiesto all'allenatore, è stato tuo istinto? No, perché Cosa è successo in quel momento? Era l'ultima azione, era una semifinale, quindi avevamo bisogno di provare, ecco, nell'ultimo arrembaggio a fare questo gol. La cosa che ti posso dire è che sono andato non immaginandomi di colpire la palla o che potesse arrivare a me. Vai per creare magari un po' di disturbo, di disturbo, ecco, almeno. Io ero partito proprio con quell'idea lì, non... invece poi... Trovavi il pallone sulla testa e l'hai buttato lì. Colpo di testa, poi la finisce Ma ti eri mai allenato per far gol di testa? Assolutamente. No. Fortuna è andata sulla testa e sui piedi. Perché grande dalla regia, un applauso alla regia. Sì, fortunatamente non ero marcato, quindi sono riuscito a prendere un po' il tempo sugli altri. Bene, siamo alla fine. Giacomo? Avevamo anche da dare una notizia. No, il portiere dava la stessa domanda del portiere del villaggio. Salutiamo i portieri dell'Aurora. E avevamo anche una notizia di ciclismo. Diciamo un'occasione per fare i complimenti ad Andrea da Cagnino Viedo, che è ciclista appunto 21enne nato a Chiavari, che ieri ha partecipato alla Parigi-Roubaix, appunto una delle corse, delle classiche più iconiche, più famose, con appunto la sua squadra, la Soudal Quick Step, appunto un passo importante per un atleta giovane, appunto a 21 anni, che è molto giovane appunto per il ciclismo, ed è appunto da poco passato tra i professionisti. E ricordiamo anche che Cagnino Viedo è campione under 23 a cronometro, quindi... Allora, ci mettiamo qua per i saluti. C'è una canzone che a Natale aveva fatto la Virtus Entella, La voglia di sognare. Ne sentiamo 30 secondi, noi poi ci salutiamo e lanciamo lo speciale. Dai, se dalla regia riusciamo... Guarda un po'. Ecco, i 50 anni... No, ma leggi. Liberi di sognare. Liberi di sognare. Questa sera ne abbiamo parlato, vediamo un po'. Se riusciamo... Se mi guardo indietro mi rivedo ancora col pallone al piede fuori dalla scuola, la gente alla finestra, la prima gradinata, le cose i tiri di sinistro, poi si tornava a casa. Eccoci qua. Grazie a tutti, buona Pasqua, buona settimana, noi ci vediamo fra 15 giorni e vi lasciamo adesso, vediamo tutti insieme lo speciale che abbiamo realizzato ieri sera completo. Grazie a Don Andrea, all'ufficio comunicazione della Virtus Entella, a tutto il villaggio, a tutto l'Aurora, ci vediamo all'ora 17 luglio. A Andrea Paroni, al Grande Basket con Mauro a Misano, ci vedremo con i risultati sperando di festeggiare anche una squadra di basket. Grazie, arrivederci e vediamo lo speciale. Manchester, near Manchester. What do you do in Chiavari? We come for holiday but watch football as well. Sampdoria yesterday, Entella today. What's your favorite football team, United or City? None. Accrington Stanley.
Division 4 England. Ma mi hanno detto che è finita e quindi siamo finalmente in Serie B, si può dire. Siamo la terza B, quindi meglio di così. Forza Entella, forza ragazzi, dai! Forza Entella, e dai! Entella, mi raccomando. Forza Doria anche, sì. Forza anche Doria. Forza Doria. Vengo da Sicilia, sono di Trapani, ma però abito a Sesta Levante. Però è la prima partita che vedo. Ha scelto quella giusta. Sì, perché c'è È vero. mio nipote che è fidanzato con un giocatore. Anche la nostra Rai oggi. Siamo qui per vedere la promozione. Abbiamo anche il cameraman. È una festa scritta, non dobbiamo fare nulla, dobbiamo solo festeggiare alla fine. Eh sì, bisogna preparare i festeggiamenti. Preparare i festeggiamenti, bandierine per tutti. Ciao, Forza Entella. Sei contento? Sì. Ho seguito con grande piacere tutto il campionato, è una stagione da record, irripetibile. E una delle chiavi del successo è stata praticamente la grande calma, non c'è stata mai una polemica, non c'è stato mai nulla di lì. Vittoria meritatissima, sono veramente felice. Qua abbiamo un'altra penna famosa, Gianni Massimissa. Ma Gianni, chi l'avrebbe detto? Pochi ci avrebbero scommesso visto che sulla carta c'erano squadre più forti, ad esempio la Ternana e il Pescara. Però è una dimostrazione, ennesima dimostrazione che la programmazione e l'organizzazione societaria danno degli ottimi risultati. L'Entella è al di sopra di ogni sospetto, ha fatto un campionato splendido dall'inizio, ha perso una sola partita significativa, la seconda miglior difesa, la miglior difesa del campionato, il secondo miglior attacco, insomma i numeri sono una testimonianza di un campionato stravinto. Diciamo Forza Entella, cosa possiamo dire? E basta? Basta. Guarda, siamo venuti a gioire oggi perché è veramente una gran bella festa per Chiavari e bisogna dare merito anche al presidente Gozzi di portarci questa bellissima realtà. Straordinario, stupendo, una bellissima giornata. Bisognerebbe però che i tifosi dell'ultimo momento ci fossero anche nei primi momenti. Sono stati bravi sia la dirigenza, i ragazzi, tutto, i tifosi, e questa è una bella promozione in Serie B e vedremo l'anno prossimo come sarà. Anche la suspense dei 90 minuti. Questo è lo sport. No. Siamo in B. E da quando? Da oggi. Ma da quando? La Ternana ha perso. Ah. Perciò siamo Si può anche non giocare. Appunto. Cosa diciamo all'Entella di quest'anno? È stata ottima, perché appunto ha raggiunto lo scopo, adesso speriamo di fare una bella squadra di B. Andrea, cosa scriveremo oggi? Diciamo che è una situazione un po' particolare, perché è vero che ormai nel calcio di oggi si gioca un po' a tutte le ore, si va in campo sapendo già i risultati delle altre squadre, però è così anche in Serie C, no? Siamo più abituati magari che è così in A o in B, e quindi è anche un po'... Dico la verità, anche un po' innaturale, si perde anche un po' di gusto, no? Perché io ricordo dall'Entella la promozione del 2019 con le due partite giocate in contemporanea quel sabato pomeriggio a Siena il Piacenza e qua l'Entella con la Carrarese, poi fu un'esplosione di gioia perché finì in extremis, no? Qua si va in campo, dopo che comunque hai preparato una partita in un certo modo per tutta la settimana, vai in campo sapendo già che comunque la partita che stai per giocare ha un'importanza relativa, per non dire minima, e comunque ti sei goduto, giustamente ti godi tutti questi momenti, però è un po', secondo me è un po' particolare, è il risultato del calcio moderno. Il calcio moderno è questo e si prende il bene e il male. Solo festeggiare e siamo veramente soddisfatti, siamo l'Entella in B, speriamo di avere un derby in più con Genova, perché anche questa è una cosa importante. Cosa diciamo di questa partita? È che la Ternana ha semplificato le cose, si è autoestromessa, così si può dare dei festeggiamenti tranquillamente. Per tutta la partita? Sì, certo. Può festeggiare. Ma era evidente secondo me da almeno un mese, anche se il patron non vuole sentire per scaramanzia questi discorsi, ma era evidente da un mese che la Ternana si era disintegrata, ma per merito di un'Entella che ha dimostrato di essere più forte, ma da parecchi mesi. Abbiamo una signora sempre presente, vero? Certo, da vecchia data siamo affezionatissimi e adesso siamo contenti. Ci vediamo sempre in tribuna. Sempre, siamo fedelissimi, sono contentissimo. Guarda. Ciao Costa, forza. Insomma, oggi si starà tranquilli. Qua, fai un po' un suono.
Eccoci. Numero 22, il nostro portiere Federico Del Frate. Con il numero 6, il tir Andrea Tiritiello. Con il numero 8, il guerriero Nermin Karic. Con il numero 9, il nostro centravanti Davide Castelli. Con il numero 15, Ivan Marconi. Con il numero 23, il nostro capitano Luca Parodi. Numero 24, il nostro capocannoniere Andrea Franzoni. Con il numero 26, il ragazzo d'oro Stefano Di Mario. Con il numero 47, Giovanni Di Noia. Con il numero 70, Davide Bariti. E con il numero 77, il catalano Bernat Guiu. In panchina con il numero 92 Filippo Vandelli, con il numero 99 Ovidius Siaulis, con il numero 2 Alessandro Garattoni, con il numero 5 Andrei Motok, numero 11 per Maghet Fall, con il numero 14 Andrea Corbari, con il numero 21 Jacopo Lipani, numero 27 per Antonio Boccadamo, con il numero 40 Gabriele Costa, numero 43 per Angelo Andreca, numero 45 per Papa Tiun, numero 90 per Dennis Portanova. Il nostro allenatore è mister Fabio Gallo. Serie B. Dario e Simona, che sono gli sposini dell'Entella perché siete di gennaio. Sì, siamo sposati, lo stadio ci ha fatto questa bella sorpresa di invitarci e poi di farci un bellissimo annuncio e ci ha colto di sorpresa ma contentissimi. Proprio un regalo aggiunto del giorno più bello della nostra Perché, come vita. dice il Presidente, l'Entella è una famiglia. Poi noi siamo fedelissimi, non ne abbiamo persa una. E questa è una vittoria che meno sofferta, però più di qualità, e se lo meritano tutti i ragazzi per tutto quello che è successo l'anno scorso, e quest'anno hanno fatto vedere che si poteva fare molto meglio e l'hanno fatto. Grazie. Dario, senza show. Senza show, perché chi sa il genovese sa cosa vuol dire, chi non lo sa, senza show puoi essere stanco, puoi avere qualcosa, ma se giochi senza show qualcosa porti sempre a casa. Quest'anno E oggi ci ha lasciato senza fiato. ci ha lasciato senza fiato. Quindi Entella, Forza Entella! Sì, è stato un anno molto bello, devo dire, perché venivamo da una stagione sfortunata e brutta e avevamo una grande voglia di rilanciare la squadra, il club. Devo dire che accanto al gruppo dirigente che mi segue da 18 anni ormai, cioè Mateazzi, Superbi, Rosso, Montali, c'è stato un innesto di giovani quest'anno, cioè di Augusto Gozzi e di Orazio Della Versana, che hanno fatto scelte fondamentali per questa squadra. Quindi io sono contento perché credo ad un calcio delle famiglie italiane. Questo calcio pieno di fondi di investimento stranieri non mi convince. Penso che il bel calcio sia quello in cui le proprietà sono famiglie che si impegnano e che cercano di dare continuità. La bellezza di quest'anno è che è la vittoria di un'Entella rinnovata, di un'Entella che guarda lontano, che ha di nuovo un gruppo dirigente di giovani che con grande passione, con grande dedizione e con nuove idee anche. La squadra di quest'anno, a mio giudizio, è un capolavoro, ed è un capolavoro che si deve più che a me ad Augusto, a Orazio e all'interlocuzione che loro hanno avuto con Mateazzi, Superbi e naturalmente il mister. Col mister, scherzando, dicevo
Nereo Rocco diceva degli allenatori che gli allenatori sono pastori di tori, e aveva ragione. E la grande qualità di Mister Gallo è quello di riuscire a amalgamare sti ragazzi facendone un gruppo straordinario. Naturalmente ho amato tutte le squadre che sotto la mia presidenza, ho amato quelle che sono andate in Serie B, ma questa è quella che ho amato più di tutti per la qualità umana dei ragazzi che si stimavano reciprocamente, che si aiutavano. Guardate, vincere questa partita oggi pomeriggio, ormai deconcentrati, no? Perché sapevamo che eravamo in B, la dice lunga sulla tenuta mentale di questi ragazzi, sulla forza morale, di testa. Mi è piaciuta di più perché il calcio è un gioco di squadra e al di là delle individualità, che certamente sono importanti, ciò che conta è l'amalgama. Questo è un gioco di squadra e secondo me questa Entella di quest'anno ha esaltato la squadra, il concetto di squadra. Se pensate che il capocannoniere è Franzoni, che è un centrocampista, cosa vuol dire? Vuol dire che è stata una cooperativa del gol. È stata una bella festa, si sperava fino all'ultimo, è andata bene. Abbiamo giocato bene, nonostante fosse una partita dove eravamo già in B, si sono dati da fare i giovani dell'Entella e noi siamo contenti. Terza promozione in B per l'Entella, cosa significa secondo lei? Significa giocare a un livello superiore con un calcio di qualità, speriamo che la squadra sarà pronta per il prossimo campionato e noi ci siamo, resteremo qua. Ecco, qua abbiamo un nostro speaker. Ciao Marco. Ciao, tutto bene? Meglio di così, una cavalcata trionfale, siamo contenti, viva Chiavari, viva lo sport. Dove eri a vedere le partite? Ma ero in gradinata perché volevo stare un po' nel cuore caldo della tifoseria. È stato bello. Avevo paura dell'acqua ma ci ha graziato. Ora festeggiamo. Tutte le volte da Milano? Sì, oggi soprattutto perché abbiamo preso l'abbonamento, viste le ultime giornate. Io sono appassionato dell'Entella da quando ero alto così. A Chiavari io ci vengo da quando avevo 1 anno, fino ai 15 anni sono venuto qua a Chiavari, mi sono emozionato a vedere la città e poi la squadra. Quando i primi anni siamo andati in Serie B è stato fantastico e oggi che c'era l'opportunità sono venuto e è stato splendido, guarda che bello. Siamo in Serie B, una città così piccola come Chiavari. Nemmeno a Milano fate queste feste. A Milano le facciamo le feste, però per noi una realtà così piccola come Chiavari è diverso, è più sentimentale forse perché a Chiavari siamo più piccoli rispetto che a Milano. Milano è più normale, qua è diverso, e quindi è bello, è tanto bello, c'hai i brividi. Allora il sindaco è sceso in campo oggi. È una bella cosa, più 11, sono veramente tanti, complimenti a tutti, agli allenatori, ai giocatori, ai dirigenti. Dopo 7 anni mi sembra, no? Ci voleva proprio per la città, complimenti veramente a tutti. È una grande gioia. Quante pagine hai scritto quest'anno? Troppe le ho scritte, però insomma quando le cose vanno bene è anche un piacere scrivere, insomma è stata una bella cavalcata, un'annata bellissima di un gruppo che secondo me ha fatto qualcosa di veramente straordinario che rimarrà negli annali di questa società, perché insomma vincere campionati in questo modo è raro e con una concorrenza comunque importante. Com'è di avere l'Entella in B, diciamo per una terza promozione, una terza volta? È una grandissima soddisfazione. Prima cosa perché siamo in B con 2 giornate d'anticipo abbondanti, diciamo. E poi è stata dall'inizio una progressione con sempre bel gioco e abbiamo perso solo una partita abbastanza difficile. Una stagione così all'inizio non si poteva pronosticare. Devo dire, una stagione così non si poteva pronosticare, anche se io ho visto la prima partita amichevole con la Carrarese su a Tavarone e avevo visto 2 o 3 elementi tipo Tiritiello, Franzoni,
di Noia, che avevo valutato già da giocatori che in C era un lusso, e effettivamente ho visto giusto. Mi fa molto piacere. Allora, contento? Contentissimo, sì, è un bel premio dopo 2 mesi e mezzo di assenza perché sono stato male di salute, insomma, questo è un regalo che mi hanno fatto e mi approprio del regalo. Forza Entella! Una bella Entella, sì. Sono un po' emozionato, è stata una stagione che veramente è iniziata da niente, da un gruppo nuovissimo, che però ha unito le proprie anime e ha fatto sì che questa cavalcata straordinaria, strameritata, figlia di giorno dopo giorno lavoro, potesse realizzarsi. Quindi a loro vanno sicuramente i complimenti perché sono stati veramente straordinari. Io sinceramente, anche andando controcorrente a quelle che erano le nostre riunioni che abbiamo sempre fatto, a ottobre avevo detto che stava nascendo qualcosa di importante, che non era normale. Poi è chiaro, ottobre era presto, però sicuramente la vittoria di Sassari è stata una vittoria, grazie al gol di Claudio Santini, è stata una vittoria importante che ha dato consapevolezza, e poi man mano ogni settimana questa voglia, questa determinazione, questa voglia di stupirsi sempre è andata avanti. Com'è riavvedere Entella in Serie B? Un'esperienza bellissima, ero in gradinata a vederla, è stato stupendo, è la prima volta appunto che seguo così dal vivo questa Lentella e sono molto contento. Poi ci porto mio figlio che è tifosissimo e va bene così. Sono orgogliosa di essere una chiavarese e che l'Entella abbia vinto e sia in Serie B. Forza Entella, sei grande! Capitano, è arrivata una promozione, io farei un piccolo passo indietro. Era luglio e c'era una persona che a questa promozione ci credeva ed era Luca Parodi. Cosa sentivi che stava nascendo in questa squadra? Sì, hai detto benissimo. Io non lo so, sono sensazioni che secondo me ti vengono un po' da dentro, no? Quando inizi a vedere degli sguardi, alcune cose nella quotidianità di un ritiro in cui stai tutti i giorni assieme, stava nascendo qualcosa di bello e importante. Poi nessuno poteva pensare una cosa del genere, un finale del genere in maniera così anticipata in un campionato in cui abbiamo veramente dato delle risposte pazzesche con continuità, però ce lo sentivamo e non ce lo siamo mai detti, ma forse questo il bello, no? Non dirseli mai, ma dimostrarsi quotidianamente tramite il lavoro, tramite la coesione, che avevamo un obiettivo che poi era questo. Cos'ha di particolare questo gruppo? Perché vivendolo era una squadra che stava bene insieme, che si divertiva, che era serena, era allegra, però poi quando c'era da lavorare metteva la testa sotto e spingeva in maniera impressionante sia in settimana che durante le partite. Sì, è vero, io parto un pochino da più distante, nel senso, io vorrei ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio, che sono società, dirigenti, voi della comunicazione, che siete sempre stati vicino a noi, lo staff tecnico, lo staff medico. Siamo stati una famiglia da subito, si è visto, e in un posto così penso che ci voglia questa cosa qua. E noi siamo riusciti, abbiamo creato qualcosa di bellissimo che viene a pelle d'oca a pensarci, no? Cosa che si è creato tra di noi, no? Cioè, gli sguardi, con tutti noi che abbiamo vissuto giornalmente questi momenti, e devo fare complimenti veramente, non io, ma penso tutti dobbiamo fare complimenti a tutti, perché abbiamo veramente spinto tanto e questo è il giusto premio per quello che abbiamo fatto. Siamo felicissimi, alla fine tanti chilometri, tutto l'anno hanno ripagato questa fatica, ma anche un piacere nel seguire questi ragazzi, questo presidente, questa società. Da dove arrivate? Perché arriviamo, come vedi, dalla Lomellina, arriviamo alla provincia di Pavia, precisamente da Garlasco, e quindi un po' di chilometri ce li siamo fatti, sia quest'anno, gli anni scorsi. Come mai ti fate Entella da Garlasco? Tifiamo Entella perché c'è un bravissimo ragazzo che si occupa della comunicazione della Virtus Entella, Matteo Mainetti, che è un nostro amico di Garlasco, anche lui, e quindi ci ha fatto innamorare di questi ragazzi, di questa società, di questa squadra. Hai festeggiato la promozione, siete contenti? Sì, è stato un anno sofferto, ci abbiamo creduto però dall'inizio alla fine, finalmente siamo tornati in B
e niente, siamo contenti. Peccato solo di non essere riusciti a prendere delle maglie, ma i bambini hanno corso di più. Sono contentissimo, però soprattutto perché abbiamo creato una famiglia dentro e fuori del campo, che è la cosa più importante. Però pensiamo l'anno prossimo che ci spetta una Serie B che dobbiamo andare a fare la grande. È stata una stagione bellissima, soprattutto nella prima parte, e poi hai un po' sofferto per qualche guaio fisico che ti ha tenuto un pochino lontano dal campo. Hai avuto lì forse però la voglia di tornare, di essere incisivo e dare una mano a questa squadra fino alla fine. Sì, ho fatto un infortunio che sono stato un mese e mezzo che non potevo riuscire a camminare. Ho fatto da tutto per tornare a stare con la squadra, per aiutare la squadra e per fare questo sogno insieme. È nato un feeling bello, particolare anche tra te e i tifosi, la gente di Chiavari ti hanno subito adottato calcisticamente, dimostrandoti tanto affetto in questi mesi. Sì, sono contentissimo per la città, per i tifosi, per la gente di Chiavari. Questa piazza si merita sempre la Serie B, quindi abbiamo fatto una stagione perfetta. Ci mancano 2 partite, però adesso dobbiamo continuare a sognare per l'anno prossimo. Beh, delle 3 devo dire che questa era la più inaspettata e anche quella più che ci ha trascinato in questi mesi, che ha visto l'entusiasmo della città. Le altre 2 le avevamo raggiunte all'ultimo, erano state belle anche, la prima poi chiaramente non si scorda mai, ma questa è stata veramente speciale, quindi siamo super contenti. Secondo te cos'è cambiato nei ragazzi, magari anche dopo una stagione un po' deludente come quella dell'anno scorso, questa dell'anno invece è stata sorprendente? Ma con il mister all'inizio dell'anno avevamo parlato ai ragazzi di passione, di sogni e di sacrificio. 3 parole che i ragazzi hanno messo in gioco giorno dopo giorno, e chi vive queste parole lentamente cresce. I ragazzi sono cresciuti con loro stessi, quindi come singoli, ma anche come gruppo, perché penso che la forza di questa Entella quest'anno sia di un gruppo unito, di persone che si vogliono bene e camminano per il bene, che questa è la cosa poi che cambia le cose. Sabato piove, c'è il sole, che importa se nevica? Vienimi a prendere presto